Buongiorno e ben trovati al nostro consueto approfondimento dedicato alla salute. Tema di quest'oggi: le nuove opzioni chirurgiche per il trattamento dei tumori gastrointestinali. Ne parleremo in compagnia del mio ospite che vi presento subito. Saluto e ringrazio per la presenza il dottor Claudio Bellucco, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia generale all'ospedale di Montebelluna. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, è un piacere essere qui con voi, con tutti i telespettatori. Buongiorno e ben trovato, dottore, grazie, insomma, perché so che gli impegni di lavoro sono sempre molto importanti, ma riuscite a ricavarvi un po' di spazio per essere qui con noi e parlare di questi temi che sono molto importanti. E quindi partiamo proprio dalla base. Che cosa si intende per tumori gastrointestinali e quali possono essere gli organi colpiti, dottore? Essenzialmente si tratta, abbiamo messo anche una diapositiva. Certo, la vediamo, grazie alla regia se ci mostra questa diapositiva. Sono essenzialmente i tumori che colpiscono il tratto gastrointestinale, quindi anche l'esofago, poi lo stomaco, l'intestino tenue, siamo 5 metri di intestino tenue e il colon con la parte terminale, il retto. Quindi i tumori che prendono origine in queste sedi sono denominati come tumori gastrointestinali. Ecco, a volte insomma, ci dimentichiamo anche come è fatto il nostro corpo e questa rappresentazione ci aiuta bene a capire come sono disposti gli organi e come possono essere anche intaccati dai tumori. Quanto sono diffusi quest'oggi? Quante persone sono colpite da queste diciamo che nel 2024 il Registro Nazionale dei Tumori ha evidenziato le nuove diagnosi in 390.000 in Italia. Quindi di questi 214.000 erano uomini e 175.000 donne, quindi una lieve prevalenza nel sesso maschile. Certo. Come tipo di tumore, come incidenza principale, abbiamo i carcinomi della mammella con oltre 50.000 casi l'anno di nuove diagnosi, i carcinomi del colon retto quasi 50.000, 48.000 casi, subito dopo i carcinomi del polmone con 44.000 casi e poi i carcinomi della prostata con 40.000 casi. Oggi la buona notizia però qual è? È che la metà delle persone che si ammalano di cancro però guariscono e quindi avranno poi dopo la stessa attesa di vita di chi invece non ha sviluppato il cancro. E quindi in Italia la prevalenza, ci sono circa 3.700.000 persone attualmente che hanno avuto una diagnosi di cancro e che sono viventi sul territorio nazionale. E queste sono le tipologie più diffuse, quindi sicuramente il carcinoma alla mammella, a seguire subito dopo il carcinoma del colon retto, del polmone e della prostata, dottore. Ed è vero di fatto, perché i numeri lo dimostrano, che sono malattie che colpiscono leggermente un po' di più gli uomini rispetto alle donne. Come mai? Sì, no, ovviamente per tipologia di tumore, perché è ovvio, intuitivo che il carcinoma della mammella sono il 99% donne e il carcinoma della prostata il 100% uomini. Comunque invece nel colon retto c'è una leggera prevalenza del sesso maschile, non ci sono però e nel polmone perché soprattutto il polmone perché è associato al fumo, come tutti sappiamo, e quindi quello è uno dei motivi, cioè proprio un agente cancerogeno, e il fumo è o è stato nettamente più diffuso nei maschi nel periodo precedente. E quindi un fattore di rischio molto importante. Il fumo, come vedremo, è forse il fattore di rischio più importante in assoluto su tutte le tipologie. Su tutto lo sviluppo di tutte le patologie, di fatto. 0422 1628 332 il numero per intervenire in diretta. Attendiamo le vostre telefonate, una domanda, una curiosità da porre al dottor Bellucco. Andando avanti con le diapositive, andiamo a vedere invece quello che ci racconta il dottor Bellucco sullo sviluppo del tumore allo stomaco in questo caso, dottore. Ecco, il tumore dello stomaco è abbastanza
frequente in Italia, non come quello del colon retto, però vediamo che ci sono circa 15.000 nuove diagnosi l'anno in Italia e purtroppo la sopravvivenza qui è intorno al 50%, 5 anni, quindi la probabilità di guarire è nettamente più bassa rispetto a quella dei tumori del colon retto, dove è più del 60% la probabilità di guarire una volta fatta la diagnosi, ma qui vedremo che il motivo è quello che mentre nello stomaco non riusciamo a giungere a una diagnosi precoce perché non abbiamo programmi di screening, nei tumori del colon retto lo screening è il nostro punto di forza e ci permette di identificare i tumori in uno stadio iniziale e quindi di procedere a un intervento sia per via endoscopica o chirurgica, ma adesso vedremo nel dettaglio. E qui anche qui abbiamo visto una leggera prevalenza del sesso maschile nello sviluppo. Sì, ma sviluppo. proprio leggera e non, diciamo, non si riscontrano cause, diciamo, se non legate un po' allo stile di vita, ma insomma non diciamo essenzialmente importanti, ecco. C'è un'età in cui è più facile, insomma, che insorgano queste patologie? Certo, ed è allora in genere sopra i 60 anni, l'età media in cui compaiono questi tipi di tumori, viene fatta la diagnosi, è leggermente sopra i 60 anni. Ed è proprio per questo che il programma di screening per quanto riguarda il colon retto è mirato a una popolazione appunto che va dai 50 ai 69 anni, perché in quello è il momento in cui noi possiamo intervenire, ecco. Intervenire con lo screening e quindi con la diagnosi precoce. Dove lo screening naturalmente è fondamentale ed efficace. Sì. Andiamo a vedere anche i dati con questa slide del colon retto e quindi la possibilità di sviluppare tumore in questa parte del corpo. Nel 2024 anche in questo caso vediamo insomma oltre 48.000 nuove diagnosi. Sì, ed è un dato che resta abbastanza stabile nel tempo. Mentre la probabilità di sopravvivenza, come vedete, ecco, è il 77%, sì, erroneamente prima parlavo del 60%, mentre nello stomaco la probabilità di guarire e di sopravvivere sopra i 5 anni è di circa il 50%, invece nei tumori del colon retto, proprio in virtù degli screening e delle diagnosi precoce, è sopra il 77% negli uomini e il 79% delle donne. Ecco. E quindi c'è un numero di persone viventi che ha avuto, proprio perché molte di queste guariscono, la maggior parte diciamo viventi, che hanno avuto una diagnosi di tumore del colon retto e sono quindi anche in un programma di follow-up per identificare eventuali recidive. Ecco, quali sono i principali fattori di rischio per lo sviluppo di questo tumore? Abbiamo detto sicuramente il fumo di sigaretta, ma non solo per i tumori gastrointestinali. E poi, dottore? No, allora il fumo di sigaretta è soprattutto per il cancro dello stomaco, è in qualche modo provato. Per lo stomaco sempre è il tipo, oltre a una certa familiarità, esistono anche delle sindromi genetiche, per quanto molto rare, di carcinoma ereditario dello stomaco, stiamo parlando adesso dello stomaco, ma diciamo ci sono degli agenti cancerogeni conosciuti per lo stomaco che sono certe sostanze contenute negli alimenti, soprattutto negli alimenti, i conservanti diciamo fondamentalmente, o l'uso eccessivo di carni cotte, bruciate. Ecco, quando c'è la carne alla brace, la parte quella nera che a volte se la carne non è cotta bene è bruciata, ecco, quella è provato che è una sostanza cancerogena all'interno di questi, quindi quello va evitato, la cottura delle carni va fatta in maniera corretta. E, sempre per lo stomaco importantissimo invece è la presenza dell'infezione dell'Helicobacter pylori nello stomaco, quindi quando c'è una sintomatologia legata allo stomaco e quindi un'indicazione ad eseguire una gastroscopia, ecco, in quella sede sempre l'endoscopista effettua dei prelievi nelle quali vengono testate la presenza dell'Helicobacter pylori, perché questo batterio
col tempo è dimostrato poter avere un effetto sulle cellule dello stomaco in senso cancerogeno, e quindi quando c'è la presenza del Helicobacter pylori questo deve venire eradicato con dei protocolli specifici di terapia. Come ci si accorge? Dà dei sintomi particolari che possono farci pensare a quel tipo di Sì, allora i tumori, diciamo, in genere dello stomaco possono dare tutta una serie di sintomi che possono essere appunto dolore allo stomaco, quelli soprattutto alti verso l'esofago, anche difficoltà alla deglutizione, difficoltà proprio e dolore quando si mangia, ma al di là del dolore anche un calo ponderale, un senso di bruciore importante, e in certe fasce d'età questi sono sintomi che non vanno trascurati. Un'altra cosa molto importante da ricordare per esempio è anche l'anemizzazione. Quando una persona o facendo gli esami del sangue si accorge di essere anemico, cioè di avere l'emoglobina molto bassa o bassa, oppure si sente molto stanco, si affatica facilmente, fa gli esami del sangue, classico, e trova i valori di emoglobina bassi, quindi un'anemia, ecco che allora tra i vari esami che vengono fatti c'è anche quello della gastroscopia che permette di fare diagnosi anche spesso. Abbiamo capito quindi fumo di sigaretta, ricapitolando, l'alimentazione fondamentale, insomma degli stili di vita anche poco adeguati. Sì, questo diciamo per lo stomaco. E per il colon retto ci sono altri fattori di rischio che possono essere quelli proprio provati, sono il tipo di alimentazione, in particolare l'elevato consumo di carni rosse, lo scarso consumo di frutta, verdura, comunque fibre, okay? E lì nel colon retto la familiarità è un pochino più importante rispetto allo stomaco, cioè ci sono delle sindromi, proprio vere e proprie sindromi ereditarie con i geni che si possono trovare, che vengono ereditati, ma anche geni che non vengono identificati, ma la familiarità c'è, e quindi quando ci sono dei protocolli precisi per cui quando in una famiglia ci sono state diverse persone che hanno avuto un tumore del colon retto c'è indicazione a fare una colonoscopia e a farla in età più precoce. Ecco, come avviene, io credo, per il tumore della mammella, il tumore della prostata, che anche in quel caso la familiarità è un peso la prostata sì, è importante, ma soprattutto la mammella è importantissimo, questo è veramente importante. Tornando appunto alle cause e fattori di rischio, ci tengo particolarmente a dire questo, cioè che lo stile di vita è fondamentale. Lo stile di vita vuol dire certo l'alimentazione, ma l'esercizio fisico, che è raccomandato ed è importantissimo. Ma perché? Perché alla fine di tutto quello che determina moltissime malattie croniche, tra cui il cancro, è la microinfiammazione, cioè il nostro organismo ha uno stato costante di microinfiammazione che è mantenuto fondamentalmente da alti livelli o picchi di insulina, per cui l'esercizio fisico regolare, e stiamo parlando di almeno 150 minuti la settimana di un'attività medio intensa, diciamo, e una dieta che sia ipoglicemica, ma in sostanza che non favorisca i picchi di insulina, ecco, questi tengono la microinfiammazione bassa e diminuiscono il rischio di malattie croniche, ma anche del cancro. E anche una volta che il cancro si è sviluppato, tenere bassa la microinfiammazione con questi accorgimenti serve anche a diminuire, e questo è provato scientificamente, diciamo, a diminuire dagli studi, a diminuire il rischio di recidiva della malattia. Perché questo insomma è un fattore da considerare, no? Certo. Questo è, il rischio di recidiva c'è, tanto è vero che un paziente poi dopo che viene operato per una neoplasia entra in un programma di follow up fino a quando poi dopo il rischio in sostanza si elimina col tempo, però entra in un programma preciso di follow up perché gli esami strumentali di laboratorio, così gli esami del sangue, e le visite permettono di identificare eventuali recidive sulle quali si può intervenire in tempo.
Ecco, in questa slide vediamo insomma, riassunti quelli che sono le particolari attenzioni di cui abbiamo parlato poco fa, e quindi più attenzione agli stili di vita, e quindi il 24% degli adulti fuma. Anche il sovrappeso e l'obesità, non l'abbiamo nominato, ma sono fattori insomma, determinanti, così come la sedentarietà e il consumo di alcol. Che cosa possiamo dire di questi due aspetti, dottore? No, allora noi possiamo dire senza dubbio che appunto qui si ripropone il discorso dello stile di vita, e sono numeri veramente drammatici, cioè il 24%, quasi una persona su 4 adulti fuma. E questo è un dato, magari noi non ce ne rendiamo conto perché per fortuna adesso viviamo in ambienti, se vogliamo, che sono liberi dal fumo, però in realtà questi sono i numeri. E quando sappiamo che se noi togliessimo il fumo elimineremo il 50% almeno di tutti i tumori, cioè proprio li elimineremo, quindi elimineremo la metà di un problema che è grossissimo. La sedentarietà, poi la sedentarietà, anche questa è una cosa, come dicevo, perché appunto la sedentarietà e il sovrappeso sono correlati a questa microinfiammazione, perché questa, ripeto, proprio è la chiave di tutto, cioè è quella che va eliminata, e gli stili di vita permettono di eliminarla. E l'alcol anche in quantitativi diciamo rilevanti è un fattore di rischio dimostrato per numerosi tipi di tumori. Ecco, prima di passare insomma anche al tema della prevenzione e sicuramente al tema degli screening a cui abbiamo accennato, ma è sicuramente fondamentale ricordarlo, abbiamo nominato quelli che sono i sintomi che ci possono far insomma, accendere un campanello d'allarme per quel che riguarda il tumore dello stomaco. Per il tumore del colon retto invece quali potrebbero essere? Allora, anche lì, come si era detto per lo stomaco, è l'anemizzazione, cioè un riscontro di livelli di emoglobina bassi, per cui questo poi richiede una serie di approfondimenti, tra cui o la ricerca del sangue occulto nelle feci o addirittura si può procedere con una colonoscopia. E quindi abbiamo detto l'anemizzazione è molto frequente, la comparsa di sangue rosso vivo nelle feci, per questo più che altro per i tumori anche del retto, un riscontro di questo che spesso è sottovalutato perché si può dire no, magari spesso il medico o la persona stessa dice no, magari sono delle emorroidi, ma non è una cosa che va sottovalutata. Dolori addominali, cambiamento diciamo, delle abitudini dell'alvo, diarrea versus tipsi, eccetera, e questi fondamentalmente sono un po' i campanelli d'allarme. C'è un dato interessante che è stato visto soprattutto negli Stati Uniti in questi ultimi diciamo, 15 anni, e che sta un po' emergendo, anche se in maniera molto minore, in Europa. In Inghilterra si è già visto qualcosa da dati epidemiologici, cioè quello che viene chiamato early onset colorectal cancer, cioè la comparsa e la diagnosi di cancri del colon retto in età giovane, cioè nei giovani non so, sotto ovviamente sotto i 50 anni, dai 30 ai 50 anni. In America c'è stata un'impennata di questi casi qui. E ci sono varie ipotesi, nessuna di queste provate, della causa, ma questo ha portato per esempio negli Stati Uniti ad anticipare i programmi di screening di 10 anni, perché lì vale la pena andare, siccome l'incidenza è elevata in quelle fasce d'età, andare a intercettare i tumori in quella fase lì. Questo fenomeno ancora in Italia non c'è e speriamo che non si presenti anche qui, perché è veramente drammatico, anche perché questi tumori qui sono più aggressivi, rispondono meno ai trattamenti, per cui sono tumori quasi diversi, però l'incidenza è così. Insidiosi. Sì. Abbiamo una prima telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Sentiamo che cosa ci vogliono dire. Buongiorno. Sì, buongiorno, sono la signora Luciana, chiamo da Verona. Volevo innanzitutto ringraziare il dottore per la chiarezza di come espone purtroppo questa brutta malattia, e poi volevo chiedere, non so se sono arrivata in ritardo, se avete già parlato del sangue occulto nelle feci, se questo può aiutare nel capire insomma
se c'è da preoccuparsi o meno, e poi volevo sapere cosa ne pensa il dottore del fatto di magari fare anche degli screening, come si fa per il seno o per la mammografia eccetera. Penso che sarebbe utile che le regioni prendessero anche questo provvedimento. Ecco, volevo sapere cosa ne pensa. Grazie. Grazie Luciana per la sua telefonata, è arrivata giusta perché stavamo proprio parlando di questo, sì, no? E con questa slide tra l'altro vediamo l'importanza dei programmi di screening, perché se guardiamo nel 2023 le persone tra i 50 e i 69 anni che hanno eseguito il test di screening per la ricerca del sangue occulto è stata di 8 milioni, quindi il 94% della popolazione, dottore. Sì, della popolazione della fascia d'età ovviamente, e grazie signora intanto per la telefonata, appunto perché ci dà modo di approfondire questo aspetto che è importantissimo, proprio un aspetto di salute pubblica importantissimo. I 3 screening ricordo che sono quello della mammella, quello del collo dell'utero, la cervice uterina e il pap test in sostanza e appunto quello del colon retto. L'Italia, diciamo, a livello globale, a livello mondiale è estremamente avanti nella copertura su tutto il territorio nazionale di questi screening, perché come vediamo quasi la totalità della popolazione nella fascia a rischio solo per età riceve l'invito a sottoporsi a screening, quindi sotto forma di sangue occulto nelle feci. A partire da che età ricevono l'invito a sottoporsi allo screening? Dai 50, diciamo in realtà arriva ai 51 anni fino ai 69 anni. Ecco, si sta pensando con l'aumento dell'età della popolazione di prolungare un po' il periodo. Questo adesso bisogna vedere, probabilmente questo vale la pena perché appunto l'età della popolazione, l'età media, diciamo, l'aspettativa di vita aumenta e quindi coprire anche questa parte sarebbe interessante. C'è un dato però che va migliorato, perché un conto è che più del 90% della popolazione a rischio, cioè solo per età, riceva la lettera. Però quanti poi dopo in realtà sono quello che si chiama compliance, cioè fanno l'esame del sangue occulto nelle feci, invece questo resta intorno a poco più del 30%. Ecco, questo le volevo chiedere, quanti poi di fatto mentre invece per la mammella l'aderenza è molto molto più elevata, cioè nelle donne giustamente. Sì. E quindi questo è un po' un problema, è un po' un tabù che va un po' sfatato, perché noi gli diamo l'opportunità, ma perché? E quindi io ringrazio anche l'opportunità che mi viene data adesso qui di spiegare perché la ricerca del sangue occulto nelle feci e lo screening è importante nei tumori del colon retto, perché ci serve, ci dà la possibilità di veramente salvare tante vite, perché stiamo parlando di un tumore che ha un'incidenza di quasi 50.000 persone l'anno in Italia e noi con i programmi di screening possiamo veramente fare una diagnosi precoce e quindi intervenire in tempo e veramente salvare la vita di queste persone. Non siamo quindi ancora un po' a livello ottimale, no? Nella sviluppare la sensibilità delle persone, anche perché davvero una diagnosi precoce influisce notevolmente sulle possibilità di cura, no? Certo, è proprio per questo che bisogna fare una divulgazione la più ampia possibile su questo. Sì, diciamo che anche è molto importante cosa c'è alla base, perché lo screening del colon retto è particolarmente importante e particolarmente efficace. E qui ci possiamo rifare a quella che è la sequenza adenoma-carcinoma. Volevo proprio spiegarvelo perché certo, secondo me è importante. Lo vediamo tra poco, che così riusciamo anche visivamente a capire certo. Con l'aiuto di questa diapositiva. Prego, dottore. Sì, se si può mettere però la diapositiva. Chiedo alla regia se ci può mostrare. Eccola qui. Oh, perfetto, grazie, benissimo. Grazie. Ecco, qui questa si chiama proprio sequenza adenoma-carcinoma. Cosa succede? Nella parete del colon, diciamo all'interno del lume del colon, cominciano a formarsi dei piccoli polipi, cioè sono degli adenomi, sono dei piccoli tumori estremamente benigni, cioè che non hanno la possibilità di infiltrare il tessuto sottostante, non hanno la possibilità di dare metastasi. E le vediamo rappresentati qui, se non sbaglio. Esattamente, sono esattamente. La prima ecco, sequenza. Loro crescono un pochino alla volta,
e questo percorso da polipo, adenoma, quindi tumore benigno che viene asportato localmente, a invece sviluppare un carcinoma, ci sono le cellule dello stesso piccolo tumore che con gli anni, questo è importantissimo sapere, crescono, si sviluppano, cresce di dimensioni il tumore, ma soprattutto le cellule hanno delle modifiche al loro interno, quindi con delle alterazioni genetiche, e queste cellule si sdifferenziano e diventano cellule di carcinoma, cellule di cancro, che quindi hanno la capacità non solo di infiltrare, come si vede lì localmente, la parete dell'intestino, ma hanno la capacità di dare purtroppo metastasi, cioè andare ai linfonodi, andare agli organi a distanza, al fegato, ai polmoni, ed è quello poi dopo che è molto difficile controllare. Ecco quindi che quello che è importante sapere è che la comparsa di un piccolissimo adenoma alla comparsa di un carcinoma, noi abbiamo 5-10 anni di tempo ci mette questa piccola cosa, ed è per questo che noi riusciamo con i programmi di screening a tagliare la strada a questo percorso, perché l'adenoma, quindi questo piccolo polipo, viene identificato e asportato prima che possa svilupparsi in un cancro. E diventare sempre più invasivo. Ecco, certo. in altro senso anche possiamo trovare i tumori che sono appena trasformati, quindi che non hanno ancora dato metastasi, e quindi sono ancora curabili o con un'asportazione locale o più frequentemente con un intervento chirurgico vero e proprio, in cui si asporta un tratto di colon dove c'è, con i linfonodi corrispondenti, dove c'è questo tumore e diciamo in qualche modo la persona guarisce semplicemente così. Quindi intercettiamo il tumore, il carcinoma, quando c'è una diffusione ancora solo loco-regionale e non a distanza. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Con Tarcisio. Buongiorno, prego, ci dica pure. Niente, io nel 2020, con Tarcisio. Prego. Io nel 2020 ho fatto l'intervento della cioè del tumore al retto. Con Tarcisio. Abbassi il volume della televisione, altrimenti non riusciamo a sentirla bene. Io nel 2020 ho fatto l'intervento carcinoma al collo retto. Sì. E dopo, grazie allo screening, 4 anni fa, nel 2020, dopo 6 mesi, cioè ho avuto l'intervento nel 2020 in luglio, dopo le dimissioni ogni 6 mesi dovevo portarle per del referto all'oncologo. All'ultima che ho fatto qui, la visita di controllo a giugno dell'anno scorso ormai, mi hanno dichiarato guarito. Cioè non avendo fatto nessuna recidiva durante questi 5 anni, l'oncologa mi ha dichiarato guarito. Però nel mio caso sussiste un problema, che sono andato da altri chirurghi, addirittura agli a Padova, che non riesco a risolverlo. Consiste, quando io mangio, subito dopo devo correre naturalmente in bagno, cioè sento lo stimolo e devo correre in bagno. C'è rimedio per questa cosa oppure no? Grazie per la sua telefonata. Dottore, insomma, riassumendo, il signore ha avuto un intervento per un carcinoma al colon retto nel 2020, ha eseguito gli screening negli anni successivi, guarito, ma ha insomma questa problematica. Allora, cosa possiamo consigliare? Lì bisogna ovviamente capire alcune cose specifiche, cioè se l'intervento per esempio è stato al colon o al retto. Intanto questa è una cosa, perché il retto è un vero e proprio organo a sé stante. Ricordo, il retto sono gli ultimi 15 centimetri del colon, del tratto gastrointestinale.
perché ha una sua vera e propria funzione di reservoir, di serbatoio delle feci, che poi quando si accumulano poi a un certo punto uno sente lo stimolo e va scarica normalmente, regolarmente. Se invece l'intervento è stato al colon, soprattutto il colon, la parte destra del colon, allora lì a un colon, la funzione del colon è quella di assorbire l'acqua, i liquidi e i sali, diciamo. Questa è la funzione del colon. Per cui se uno ha, soprattutto il colon destro, ha avuto un tumore del colon destro, viene asportato metà colon, quindi quello di destra, il transito è più veloce, il contenuto è più liquido, viene assorbito, c'è meno tempo e meno superficie per assorbire i liquidi, e quindi ci può essere un alvo, cioè ci può essere più una tendenza alla diarrea. Allora, nel primo caso, cioè nel caso del colon, dei tumori del colon, è un colon più piccolo perché è stata asportata una parte, c'è quello che infatti questo signore Tarcisio dice appena mangia, è perché si scatena il riflesso gastrocolico, si chiama proprio il riflesso gastrocolico, uno sente, mangia e il sistema nervoso dà un impulso, dà un segnale al colon e dice guarda che c'è cibo e quindi c'è questa cosa qui. Allora, se l'intervento è stato al colon, per risolvere questo bisogna capire quali sono gli alimenti particolari che scatenano questo tipo di sintomatologia. Se c'è qualche cibo particolare, qualche alimento particolare, basta toglierlo, si possono fare delle prove in questo senso, altre cose non ci sono. Diverso è il discorso del retto, perché è un vero e proprio organo con la sua funzione, quando viene asportato non c'è più questa funzione. La ricostruzione è quella che con un tratto di colon che sta sopra viene attaccato alla parte proprio più bassa dove ci si può attaccare e lì quasi inevitabilmente c'è questa sindrome si chiama sindrome post resezione del retto, in cui le condizioni cambiano e molto spesso va regolarizzandosi questa cosa, ma soprattutto nel primo, secondo anno. Però poi dopo, se si stabilizza, non diciamo, resta abbastanza diventa così la cosa. Sì. Quindi questa è insomma la spiegazione. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, davvero un paio di minuti, e poi torniamo in diretta. Rimanete con noi, a tra poco. Rieccoci nuovamente in studio, torniamo a parlare di tumori gastrointestinali insieme al dottor Claudio Bellucco, direttore della chirurgia generale all'ospedale di Montebelluna. Chiedo, insomma, abbiamo parlato di sicuramente prevenzione, ma insomma come si trattano questi tumori? Quindi qual è il ruolo della chirurgia? Allora, il ruolo della chirurgia è fondamentale. Una volta esclusa la possibilità, e che è sempre più avanzata con nuove strumentazioni, nuove tecniche, di asportare questi tumori allo stadio iniziale proprio, parliamo quindi di questi adenomi, anche se in stadio un po' più avanzato, ma sempre tumori benigni, per via endoscopica, si passa invece alla soluzione quella chirurgica, che permette di asportare il tratto di colon dove c'è la presenza del tumore, con un ventaglio, diciamo, di linfonodi, di tessuto vicino, in modo da poter non solo asportare le eventuali cellule che sono nelle vicinanze e quindi ridurre il rischio di recidiva locale, ma anche di analizzare i linfonodi. L'anatomopatologo, quando al pezzo operatorio guarda i linfonodi, che sono queste piccole ghiandole che drenano appunto la linfa dalla zona del colon, che viene asportata dal viscere, e l'analizzano e guardano al microscopio ogni singolo linfonodo per vedere se ci sono già cellule lì. Perché? Perché se ci sono cellule lì, statisticamente, intanto si fa una stadiazione accurata, ma statisticamente c'è la probabilità e il rischio che ci siano anche cellule che sono andate in altri organi, e quindi c'è la necessità di fare delle terapie aggiuntive, quindi la chemioterapia cosiddetta adiuvante, cioè di sicurezza, appunto per evitare questo rischio, che è efficace nel ridurre il rischio in tumori appunto che hanno per esempio cellule identificate nei linfonodi.
I tipi di chirurgia sono estremamente progrediti nel tempo, perché adesso noi riusciamo a operare, e proprio c'è l'indicazione ad operare i tumori del colon retto con tecniche mini-invasive, che sono tecniche di laparoscopia, di robotica per alcuni casi, che ci permettono un recupero al di là del risultato cosmetico, perché noi facciamo dei piccoli buchetti, diciamo piccoli taglietti, con una telecamera guardiamo all'interno e con degli strumenti molto particolari che sono sempre più evoluti, sempre più avanzati, anche ci permettono di fare gli interventi che una volta venivano fatti solo con la chirurgia tradizionale, diciamo con le laparotomie, ma soprattutto permettono un recupero molto rapido delle persone, non solo per una dimissione molto rapida, perché ormai il tumore del colon noi in terza, quarta giornata post-operatoria, se ci sono tutti i criteri di sicurezza, possiamo dimettere le persone, ma anche in termini di recupero proprio fisico. Le persone possono tornare a lavorare in tempi molto più brevi, a tornare a fare sport in tempi molto più brevi, perché appunto non viene, diciamo, fatta un'incisione attraverso i muscoli e la parete addominale, ma solo dei piccoli taglietti, per cui non c'è il rischio che si possano sviluppare poi dopo questi che vengono chiamati laparoceli, ernie eccetera successivi. E anche ci sono soprattutto anche nelle persone particolarmente fragili che hanno delle patologie associate, è dimostrato che la chirurgia mini-invasiva, quindi quella laparoscopica, robotica, dà dei risultati molto migliori. Abbiamo poi, per quanto riguarda per esempio i tumori del retto, che è una zona molto particolare perché appunto, come si dicevo prima, ha una funzione, è innervata in modo particolare, ha tutto un sistema di sfinteri molto particolare. Abbiamo, mentre una volta, fino a un po' diverso, qualche decennio fa, un tumore che è del retto veniva trattato con una chirurgia estremamente demolitiva che poi portava al famoso sacchetto a vita, diciamo, e quindi una qualità di vita molto più bassa. Adesso con le nuove tecniche e le nuove tecnologie riusciamo veramente a fare interventi che ci permettono di salvare il retto e la sua funzione, di salvare, diciamo, sì, la funzione sfinteriale, e quindi non destinare il paziente a una colostomia definitiva. Insomma, questo per preservare la qualità di vita del Sì, paziente. Perché allora io ogni volta che vedo un paziente gli dico questo, cioè gli dico: allora, il mio obiettivo è guarirti, d'accordo? Tu sei qui, il mio primo obiettivo è guarirti. Nel contempo, in parallelo, l'altro mio obiettivo è preservare la tua qualità di vita, cioè darti la qualità di vita migliore. E io vedo che questo discorso qui i pazienti lo recepiscono immediatamente, in sostanza, e quindi è tutto un percorso che viene fatto. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono Stefano di Montebelluna. Buongiorno Stefano, prego. Buongiorno a voi. Allora, volevo chiedere, io sono iscritto, praticamente partecipo al monitoraggio del sangue occulto, praticamente, che mi arriva in automatico ogni anno, mi sembra ogni 2 anni, adesso non ricordo. Benissimo. E volevo chiedere a che stadio deve essere il polipo dentro il colon perché appunto generi questo tipo di sangue occulto. In pratica, a che livello viene presa la malattia in caso venga trovato questo sangue occulto? Una domanda. Poi un'altra cosa era la colonoscopia, diciamo che tipi di rischi porta, diciamo, la visita in sé. Basta, non devo chiedere altro. Grazie Stefano, prego dottore. Okay. Grazie a voi. Allora Stefano, il discorso è questo. Per dare un esempio, i polipi anche piccolissimi, gli adenomi anche molto piccoli possono dare una positività del sangue occulto, è proprio per questo che lo screening è efficace. Però non bisogna spaventarsi se uno fa il test e trova il sangue occulto nelle feci. Perché? Perché sangue occulto positivo, colonscopia, la probabilità di trovare un carcinoma è 1 su 1000 colonscopie. Nonostante tutto questo è efficace, il metodo di screening è efficace, ma il rischio di avere un carcinoma quando uno ha sangue occulto positivo
e che va a fare l'esame. Non si deve spaventare perché il rischio è di 1 veramente su 1000 e poco più, intorno al 5% di avere un adenoma di questi un po' più avanzati. Però nonostante, e quindi è importante farlo perché l'incidenza dei tumori del colon retto è talmente alta che trovarli questi in stadio precoce ci dà comunque un vantaggio in termini di probabilità di guarigione in assoluto. Certo, è importante il messaggio al nostro telespettatore, ecco, che ha detto io dicevo un'altra cosa importante, sempre. Sì, no, molto bravo che aderisce sempre, viene fatto ogni 2 anni l'invito, e l'altra cosa è quella della colonoscopia, i rischi della colonoscopia. I rischi sono veramente molto molto bassi, poi adesso i colleghi appunto endoscopisti utilizzano anche delle tecniche diciamo di sedazione blanda, per cui l'esame non è particolarmente né doloroso. Il rischio diciamo c'è di una perforazione, ma soprattutto se vengono fatte poi delle manovre per asportare il polipo, ma è veramente bassissimo. Ecco, abbiamo risposto anche al nostro telespettatore. Tornerei sul tema del sovrappeso e dell'obesità, perché abbiamo spiegato poco fa che insomma sono dei fattori di rischio importanti. Con la prossima diapositiva che cosa vogliamo rappresentare, dottore? No, sì, ecco, questo era è la definizione. Allora, l'obesità è riconosciuta in Italia anche proprio dal Ministero della Salute, è riconosciuta come una malattia, ed è una malattia dovuta a un malfunzionamento del centro della sazietà. È un disequilibrio tra centro nel cervello tra centro della sazietà e centro della fame. E quindi è una persona, non è una persona che è obesa, non è che va criticata perché dice questa mangia, non si sa controllare. Non si sa controllare perché è come una persona che è non vedente e non vede. Uno non è che dice perché non vede, lui non vede, il suo cervello non percepisce di essere sazio, e questo il Ministero della Salute lo ha recepito, e c'è tutta una serie di diciamo, provvedimenti, linee guida che vengono adottate, anche perché appunto il sovrappeso e l'obesità sono poi alla fine una causa di anche spesa sanitaria molto molto importante, perché a sovrappeso e obesità sono legate tutta una serie di patologie che sono non solo i tumori, perché fattori di rischio appunto per i tumori in genere, ma il diabete e tutte le malattie cardiovascolari in sostanza. E i dati in Italia sono anche abbastanza insomma elevati, perché vediamo da queste percentuali, insomma, per quel che riguarda gli adulti l'11,8% è obeso, il 36%, poco più del 36% è in sovrappeso, ma guardiamo il dato dei bambini. Questo è davvero insomma, notevole, direi, dottore. Sì, è spaventoso. Teniamo conto per esempio, però, questo è in Italia, 47%, quindi 1 su 2 è in sovrappeso. Negli Stati Uniti è 3 su 4. Quindi ancora più elevato. È veramente impressionante, obeso, non solo sovrappeso addirittura, e nei bambini ancora di più. L'alimentazione, l'educazione alimentare, io penso che nei bambini sia veramente importante. E molto si deve fare anche insomma, con l'aiuto della scuola, no? Perché è da lì che parte... Ma non solo della scuola, ma dell'asilo anche, certo. Proprio. La interrompo perché abbiamo un'altra telefonata in studio, l'ultima che riusciamo a sentire quest'oggi. Pronto, buongiorno, che c'è in linea con noi. Buongiorno, sono Ilaria dalla provincia di Gorizia. Buongiorno, prego. Io sono ancora alla ricerca della diagnosi di quello che mi sta capitando. Allora, prossimamente avrò in programma una risonanza magnetica con la defecografia. Di natura mi hanno diagnosticato un dolico sigma e un dolico colon. C'è una familiarità paterna con il morbo di Crohn e la neoplasia intestinale. Allora, io dal mese di novembre non ho più lo stimolo per andare al bagno, è già tempo passato, mi era stata a novembre del 21 una defecazione sinergica, una defecazione sinergica.
Sì, volevo sapere se io avrò un modo, un intervento, qualcosa di medicinale per poter risolvere il problema del andare di corpo in un modo un attimo più regolare senza l'ausilio di sciacqui. Sì, ok. Grazie, abbiamo capito insomma la problematica. Prego, dottore. Allora, innanzitutto va sicuramente nella situazione della signora esclusa la presenza di un tumore, diciamo, in pratica, e quindi se lo può affrontare, perché parlava di dolicosigma e quindi anche a volte spesso è controindicata la colonscopia, ma se questa è fattibile va assolutamente fatta, ma penso che l'abbia fatta. Va escluso un tumore perché la signora ha familiarità, ma anche ha parlato anche di morbo di Crohn, che è una malattia, una infiammatoria cronica dell'intestino che è anche associata a un rischio di tumore. Quindi la cosa più importante, prima di tutto, è escludere la presenza di un tumore. E successivamente il consiglio poi invece è quello di rivolgersi a un centro specializzato una volta esclusa appunto la presenza del tumore, nel trattamento, nella diagnosi e nel trattamento della stipsi ostinata, per la quale, se ci sono tutti i criteri, a volte sono indicati anche degli interventi chirurgici. Quindi questa è l'indicazione. Sì. Tornando all'obesità, dottore, abbiamo proprio una manciata di minuti a nostra disposizione. La chirurgia bariatrica, leggiamo, è indicata per i pazienti che hanno un'obesità insomma piuttosto grave e che con le altre terapie insomma non c'è stata una risoluzione, corretto? Sì. Sì, è così. Ci sono proprio delle linee guida molto specifiche della Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità. Peraltro colgo l'occasione anche per dire che nell'ospedale di Montebelluna c'è una tradizione ed è proprio un centro di riferimento della Società Italiana per la Chirurgia dell'Obesità, dove vengono fatti più di 100 interventi di chirurgia cosiddetta bariatrica, cioè per l'obesità, all'anno. Anche perché rappresenta un problema di sanità pubblica, come dicevamo, notevole. Certo, rappresenta un problema di sanità pubblica, e queste persone una volta entrano in un percorso che viene seguito a livello multidisciplinare, dove c'è un team costituito da uno psicologo, da un nutrizionista, un medico nutrizionista e da un chirurgo appunto, nel quale si identifica la necessità di giungere all'intervento chirurgico, poi si personalizza l'intervento chirurgico, come quella slide dimostrava che ci sono diversi tipi di intervento chirurgico a seconda delle caratteristiche della persona, e poi dopo si fa tutto un percorso che porta eventualmente all'intervento, ma soprattutto poi dopo un percorso che questo team che c'è segue successivamente all'intervento. Ecco. Io colgo l'occasione per mostrare questa tabella che ci mostra la classifica dei migliori ospedali in Italia, e quindi troviamo l'elenco delle strutture che hanno un livello alto, comunque molto alto, e l'ospedale di Montebelluna insomma lo ritroviamo tra questi, sì. no? È sicuramente un orgoglio. Allora, è molto interessante questo. Io ho preso servizio come direttore della chirurgia di Montebelluna da pochissimo, più di un mese, sì. dal 1° dicembre scorso. Quindi io avevo, però prima che venisse fuori questo dato a livello nazionale, che è prodotto peraltro questa classifica da Agenas, che è un'agenzia importantissima, certo, che associa quello che sono il Ministero della Salute con le regioni per ottimizzare quello che è il Servizio Sanitario Nazionale. Torniamo appunto a questa diapositiva, perché io lì mi ero accorto proprio fin dai primi giorni che funzionava tutto molto bene, ero quasi così un po'. E poi dopo qualche giorno appunto invece è venuta fuori questa classifica, ho detto non è un caso, però essere un ospedale che poi alla fine comunque è uno spoke, ma è motivo veramente di orgoglio che sia nei primi 15 d'Italia, perché questa Agenas cosa ha fatto? Ha preso in considerazione 8 aree cliniche, ma di queste, per dare un punteggio e fare una valutazione, ci sono centinaia di indicatori che
che è andata a misurare in ogni ospedale. E questo. E l'altro motivo di grande orgoglio, secondo me, è che, come vedete, nel Veneto ci sono bensì 3 ospedali che figurano nella classifica dei primi 15. E con l'ospedale di Cittadella e con quello di Mestre, quindi certo. Sicuramente insomma, la nostra sanità. Primo bilancio di questo primo mese positivo allora, dottore? Molto positivo, entusiasmante, perché ho trovato dei collaboratori estremamente qualificati dal punto di vista sia professionale che umano, relazionale, con grandissima empatia verso i pazienti, ma non solo i colleghi chirurghi, tutti gli altri colleghi, diciamo, ma non solo appunto medici, ma anche il personale infermieristico e anche gli OS, che sono veramente, veramente dediti al loro lavoro, e forse proprio per questo anche ha permesso di arrivare a quei livelli di eccellenza. Buon lavoro a lei e alla sua equipe. Grazie al dottor Claudio Bellucco, direttore di chirurgia generale all'ospedale di Montebelluna. Grazie di essere stato con noi. Saluto e ringrazio in regia Alberto Pivetta ed Alessandro Granziera. Vi lascio alle ricette di Casa Pappagallo e subito dopo al film Che guerriglie. A voi grazie per essere stati con noi, un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.